Eccoci qua, buonasera da Villotta di Chions, collegati con la palestra in comune di Chions. Buonasera da Lucio Dalmolin e da Elisa Saccon. Buonasera. Ecco, l'infortunata ancora Elisa Saccon, capitano della squadra Friultex, che vedete schierata alla destra dei nostri teleschermi. La camera, la regia, insomma la conduzione tecnica di questa telecronaca è affidata a Tony Roman. E abbiamo anche una segnapunti che conosci molto bene, che si chiama Sara Zamuner. Sara Zamuner, eccolo qua. Stiamo per andare in onda con Friultex Pordenone, Asolo Altivo Leriese TV. Questa è una gara inserita nel girone E della Serie B2 femminile. Questa è la sesta giornata. Poi in corso d'opera vedremo anche il prossimo turno, la prossima partita. Diciamo già che Friultex giocherà fuori casa. Poi nel mese di dicembre gli appuntamenti di Friultex termineranno sabato 21 con la gara interna, ma vedremo dopo, anzi più avanti. Intanto vi dico chi sono gli arbitri di questa gara. Sono Riccardo Bertossa, che è il primo arbitro di Monfalcone, e Irene Sirotic di Trieste. Allora, da dire una cosa importante, da dire che Friultex viene da 2 giornate utili, da una striscia di 2 gare utili, dove ha portato a casa un po' di fieno da mettere in cascina. È anche vero, come diceva il mister Marco Amiens, che queste ragazze, parole testuali, avevano necessità di correggere alcuni errori. Allora, prima di cominciare con la diretta andiamo a sentire cosa hanno detto i 2 allenatori, quindi la linea alla regia per le interviste con i 2 tecnici. Marco Amiens, allora tornate tra le mura amiche, vi è amica anche la classifica, ve la siete meritate questa amicizia. Sì. E diciamo che dalla partenza della prima giornata, non avendo visto le gare esterne, però leggendo i numeri della classifica, qualche consiglio barra predica è servito? Diciamo che forse c'è stato un piccolo adattamento alla categoria. Molti di loro non l'avevano mai fatte, probabilmente non si rendevano bene conto di che cosa volesse dire tenere il ritmo che la B2 impone per fare i conti. Poi c'è anche da dire che effettivamente la prima gara che abbiamo vinto qua in casa 2 settimane fa l'abbiamo vinta contro una diretta concorrente, quindi insomma ci può stare, no? Che abbiamo vinto noi piuttosto che loro. Invece è stata una bella sorpresa positiva la gara che abbiamo fatto fuori casa contro Bassano, perché la classifica le vedeva abbastanza staccate da noi. E inaspettata, però sono state molto brave ad approfittare del momento, probabilmente. Era un po' quello che avevi detto dall'inizio di questo campionato, cioè le ragazze devono crescere, fare anche degli errori perché li faranno, però sotto sotto c'è del morbido, che si può lavorare, vero? Sì, si può lavorare. È chiaro che gli obiettivi rimangono gli stessi, rimane prima di tutto quello di provare a salvarci. Per fare questo sicuramente quello che abbiamo fatto nelle prime gare di campionato non è sufficiente, non sarà sufficiente. Le ho viste crescere in queste settimane qua, a tornare ai livelli che avevo visto, a dire la verità, nella fase di precampionato, e adesso speriamo insomma di avere altre notizie positive dalle prossime gare. Oggi è durissima, loro sono una squadra attrezzata per calcare le parti alte della classifica, però insomma proviamo a fare del nostro meglio. Tony Civiero è l'allenatore dell'Asolo Altivo Leriese, volley. Allora, un campionato il vostro che sta andando bene o benissimo? No, beh, per noi sta andando bene per il momento, insomma, ecco, stiamo un po' rispettando quelle che saranno un po' le nostre aspirazioni, che sono comunque quelle di fare un campionato tranquillo, cercare di fare il prima possibile i punti che servono per salvarci, e poi vediamo un po' quello che ci riserverà, insomma, ecco. Oggi incontriate Friultex, che viene da una striscia di 2 gare positive, sì. Quindi saranno le ragazze cariche, presumo, e Molto. spero. Ecco, voi in questa porzione di campionato, secondo te, avete sbagliato che cosa, se avete sbagliato qualcosa? Noi diciamo che non stiamo giocando come vorremmo e come forse anche potremmo, nel senso che pensiamo di avere margini, e poi bisogna capire se riusciremo questi margini ad averli veramente o no, perché un conto è avere la possibilità di averli, un punto è poi metterli in pratica.
Diciamo che fino adesso insomma, abbiamo fatto il nostro, sabato forse non abbiamo fatto una gran partita, però bisogna dare atto a loro di aver fatto invece un'ottima partita, Belluno, abbiamo avuto le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate e quindi giustamente abbiamo perso. Oggi ci aspettiamo una battaglia perché loro sicuramente molto carichi, le ho viste domenica molto bene, ma lo sapevamo insomma, ecco, qualità c'è qualità, c'è guida tecnica, c'è tutto e poi starà a noi capire un attimo, interpretare al meglio la partita. Rieccoci, avete sentito dunque i commenti dei due tecnici, entrambi sono molto fiduciosi nella crescita ancora delle proprie compagini, siamo 4-3 in favore delle ospiti, i due tecnici vi ricordo sono Antonio Civiero per quanto riguarda gli ospiti, mentre Marco Amies, il tecnico di casa. Elisa, allora 4-3, che partita ti aspetti? Io mi aspetto una bella partita giocata, con molta azione e molta voglia di fare del meglio, proprio meglio. E niente, l'unica cosa è mettersela tutta. Sì, è una partita questa psicologicamente importante, intanto seguiamo lo scambio, poi andiamo a dire. Mani out di Cristina Sblattero, capitano. 5-4, stavo dicendo una partita interessante dal punto di vista psicologico per due squadre che devono confermare un certo trend positivo, tra l'altro. Più importante è quello del Friultex che è partita non benissimo, ma gli errori si sono visti, li abbiamo conclamati, conosciuti, eccetera. Adesso occorre correggerli e le due partite hanno detto che la matita rossa degli errori non si è più vista tantissimo, è vero? Verissimo, verissimo. Allora, 6-4 credo, vediamo se la grafica mi aiuta, sì, siamo nel primo set di questa gara inserita nel sesto turno del campionato di B2. La mette giù bene Altivo Leriese Maser. Questi qui non sono una squadretta che incontri per caso. No, loro sono anche... hanno molta esperienza, anche l'anno scorso li abbiamo incontrati nel girone e sono belle toste. Vi do anche i numeri di maglia di queste ragazze alla sinistra del teleschermo: Elisa Fiorese 1, Ilaria Bittante 3, Monica Forner 5, Elisa Gaetan 6, Francesca Simonetti 7, Stefania Bosco 9, Francesca Moro 10, Sonia Gatto 11, Giulia Biaduzzini, Francesca 12, Francesca Pozzebon 13, Arianna Denardi 14, Federica Zen 15, Sara Mezzalira 16. L'altro allenatore delle ospiti è Matteo Visentin. 7-5, qui bisogna stare attaccati nel punteggio. Attacco sulla rete, 4 tocchi, peccato. 8-5. Muro vincente, brava Cami. 8-6, allora ci siamo, sì, come dici tu Elisa, occorre non perdere la forza psicologica, mai mollare insomma. Sì, quella è decisiva. Sì. Battuta sbagliata sulla rete. Sì, adesso c'è il time out chiamato, noi facciamo una piccola pausa, stiamo in pausa, torniamo quando rientra il gioco.
Rieccoci 9-6 in favore delle ragazze ospiti, che 9 per chi batte. Salvataggio che non riesce. La stessa cosa anch'io. 10-6 in favore delle ospiti, seguiamo questo scambio. E si allontana, si divide di molto, si allontanano i due punteggi, sì è vero. Brave, niente, la palla ancora giocabile. E questa volta... Brava Sblattero. 11-7, come vedete. Siamo nel primo set di questa gara cominciata alle 20:32. La diretta la potete vedere, beh, c'è già chi la guarda ovviamente su YouTube, sappiate che è possibile vederla anche su Facebook. Anche su Facebook è possibile vederla sul canale, sulla pagina di Fiume Volley, Chionsa Fiume Volley. Ancora time out, ci fermiamo anche noi. Okay. 11-8, rientriamo in questo primo set con in battuta la Friultex. Brave. Ah, invasione di Altivole. Punto nostro. Attacco diagonale di Altivole, difesa sbagliata nostra. Mm. Ai, ai, ai. 12-9 diventa in questa prima frazione, primo set, insomma. Diciamo che teoricamente, Elisa, queste non sono le partite da vincere, però nulla vieta di provarci. Sì, anche perché se giochiamo bene riusciamo senza dubbio a farcela. Bisogna solo mettercela tutta e tanta testa. Sì. Sì. Verità. Battuta out, fuori. 13-10, siamo con Altivole che sta tenendo le redini dell'incontro. È lunga questa, è un attacco lungo. Sì, fuori. Adesso dobbiamo tenere il servizio e andargli sopra di punti. Camilla Cocco e servizio.
incomprensione massima di Altivole. C'era stato un buon recupero del numero 13, vale a dire di Pozzebon Francesca, però poi nel vuoto è caduta la palla nel niente. Ho paura che siano in difficoltà anche loro. Può essere. Vabbè, Wow. vediamo. Attacco 6. Mm. Peccato, c'era. 14-12. Diciamo che non manca assolutamente il tifo e il supporto dei ragazzi qui di Chions. Adesso Questo c'è, mai. sì, difatti, c'è un muro che va fuori, quindi diventa 15-12. Una piccola flessione di Altivole che ha sempre mantenuto il vantaggio numerico in questo set, lo sta mantenendo ancora, però ovviamente è ancora lungo. Buona! Wow. Bell'attacco di Camilla Cocco dopo l'alzata di Ricci. Camilla Coco che sta giocando bene, sta Sì. facendo quello che deve fare. E dopo 2 giorni di influenza. Ah. Quindi veramente brava. Va appunto al Tivole, Sì, con attacco in diagonale. sì, diventa il 16° punto. Palletta di Nadine. Bella. L'ha messa proprio in difficoltà. Mhm. In bilico ancora questo primo set, Elisa. Sì, ma siamo lì. Cosa vuol dire? Siamo lì. Nel senso che ci sta un attimo a recuperare È e un attimo a andare superare. sotto, sì. Vale per tutti e due. Eccolo qua. Battuto È lunga. fuori. Sì. 17-15. 15 per chi batte adesso. Ma dopo queste due vittorie, Marco Amias cosa vi ha detto in allenamento? Come avete commentato la striscia, ottima striscia di 2 vittorie fino adesso? Beh, secondo lui adesso siamo in una fase di crescita, quindi tutti i risultati sono da prendere e andrà sempre meglio. Sì. Questa è una bella partita perché loro sono una bella squadra come avversarie Sì. e niente, sono alla nostra altezza, nel senso che se noi giochiamo bene riusciamo davvero a giocarcela come stiamo facendo. Grandissimo Già. muro 1 di Nadine. Sì, ma è vero quello che ha detto, è vero. Avete ridotto di molto gli errori, difatti le vittorie lo dicono, insomma. Eccola lì. Brava Nadine. Attacco sulle mani, sulle dita Sì, del muro. muro. Sì. Ed è pari, 17 pari.
Rieccoci in diretta da Chions, la villotta di Chions, questa è la palestra che ospita le gare interne anche della prima squadra della Friultex. Ricordo anche che le varie squadre di Chions, Fiume chiedo scusa, hanno diversi abbinamenti a livello di sponsor e comunque ultimamente stanno tutte portando a casa dei buoni punteggi, delle grandi soddisfazioni, del resto non è novità. Qui c'è Martina Battain, credo, no? No. No, Nadine. Nadine, è vero, Nadine, sì. Nadine che sbaglia Sì, una sì, difesa, sì, su sì. palla anche abbastanza facile in diagonale. Già. Riprende leggermente quota la formazione ospite allenata da Antonio Civiero. Bello attacco in parallela. Sì. Vedete che c'è stato spazio sul muro. Buona. Brava Cami. Attacco proprio stretto in parallela. È Camilla- molto difficile. Camilla, sì, è vero, Camilla Cocco, sempre lei. Porta il 18° punto in casa, Chions Fiume Volley, Friultex. Vabbè, questo è un rigore per dirlo calcisticamente. Sì. Però è sempre bello e soddisfacente farlo. Sì, esatto. Quindi esatto, brava Cri. Esatto. 20-19, ancora davanti le ragazze ospiti. Brave, che recupero. La mette giù bene ancora il Tivole. Sì. Doppio del palleggiatore. 22-19, ancora pausa. Vedete anche la grafica del prossimo evento, 30 novembre, le ragazze di Friultex andranno a Saonara, in provincia di Padova, con Vispa Volley. Villa Tora di Saonara. Allora, torniamo in diretta, grazie regia, 22-19 in favore di Asolo Volley. Peccato, il salvataggio c'era. Sì. Ma queste si vede che sanno quello che fanno, Sì, Hanno l'esperienza ne hanno tanta. Sì, un po' quindi- sì, però mai dire mai. Buona, buona. Brava Camilla Cocco. Sta giocando una bella partita. È vero, confermo, confermo.
sta giocando davvero una buona partita Camilla Cocco, adesso siamo 23-20. Fast del centrale del Tivoli. Questa fa male. Sì, ma hanno veramente dei buoni centrali. Infatti li abbiamo studiati quando abbiamo studiato la squadra. Sì, 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 certo, certo. Non so male. Set point per il Tivoli, vediamo. Non è così, non è così. No. Camilla ci ha fatto capire che la partita non finisce. Il set non finisce adesso. Esatto. Doppio cambio a servizio va Beatrice Manzon. E ancora bene, 24-22. Cristina ha cercato le mani del muro per fare il punto e ce l'ha fatta. 24-22. Dai che non si molla. Mai. È fuori. Peccato. Quindi c'è il primo set, 25-22, lo porta a casa la formazione ospite, 25-22, 1-0. Per noi piccola pausa, torniamo fra 2 minuti, grazie. Rieccoci collegati con la palestra di Villotta di Chions, siamo all'inizio del secondo set, chiedo scusa, di questa gara che vede opposte le ragazze di Friultex alla sinistra dei vostri teleschermi, alle ragazze in casacca nera, quelle di Asolo Volley. Come vedete il primo set è stato vinto col punteggio di 25-22 dalle ragazze ospite, appunto di coach Civiero.
Adesso comincia il secondo set e noi siamo sempre in compagnia di Elisa Saccon. Attacco fuori, È out, punto è per le out. avversarie. Era un Peccato, ho diagonale cercato... era una buona idea comunque. Era una buona diagonale, solo Sì, che bisognava chiudere di più il colpo. già. Vi ricordo anche gli arbitri. Il primo arbitro è Riccardo Bertossa di Monfalcone, coadiuvato da Irene Sirotic da Trieste. 2-0 intanto per Asolo Volley, squadra che comunque è alta in classifica, sta facendo bene, lo diceva anche il loro tecnico nell'intervista di prepartita che avete visto messa in onda dalla nostra regia diretta da Tony Roman. Buon salvataggio di Friultex, però non può niente. Attacco Buono. buono del centrale. Sì, brave le ragazze ospiti. 3-0. È buono l'attacco di casa, le ragazze di casa, diventa 3-1. Da rimarcare appunto quello che ci ha fatto vedere prima nel primo set Camilla Cocco, che ha veramente dato una buona prova. Buono anche questo diagonale di volley, Asolo Volley. 4-1. Domani mattina avete anche un'altra partita, è vero? Under Sì, 18. sempre in casa, gli Under Qui? 18. Qui a Villotta? Mm-mm. A che ora? Così ricordiamo più o meno. Alle 11. Alle 11:30. 11:30, sì. Se non sbaglio, sì. È lungo l'attacco. 5-1. Un attimo di appannamento, in questo inizio di secondo set. Sì. Torniamo in campo e torniamo anche con la sovraimpressione che vi dice che il 30 novembre le ragazze di Friultex andranno a giocare in terra padovana e sul 5-1 riprendiamo questo secondo set. Wow! Che attacco su posto 5. Sì, ha messo proprio in difficoltà Sì. il centrale che difendeva. Sì, è bene anche. Batta in colpo vincente. Battaglia numero 7. Brava Martina. Ha messo in difficoltà il muro anche di là perché era muro a 1 alla Sì, fine. sì. E per un centrale vita facile.
Brava Nadine, con attacco, cercando proprio le mani del muro. Sì. Bene così. 5-4, rientra in partita alla grande. Friultex ha colmato il gap che aveva dalle ragazze ospiti a 5-1, adesso 5-4 è bene. Vediamo, perché sicuramente Asolo Volley non starà a guardare. Sei a 4. È buona anche questa, sta giocata, arriva tardi la Cocco, credo sia, sì, la 5, la Cocco. Sì. È arrivata tardi all'appuntamento con la palla, 7-4. Battuta sulla rete di Asolo Volley. Sì, Imbattuta Battain. Martina Battaglia è la più vecchia, tra virgolette, del roster di ragazze che ha a disposizione Amiens. Sì, è la più, anche quella con più esperienza perché ha Sì, sì. fatto Lei è un più 98, anni. lei è un 98 mi sembra. Sì, ha fatto più anni in Serie Sì. B. 3 maggio 98 è nata. Beata lei. 8-5 in favore di Asolo Volley. Bravissime, questa è buona. Brave. La palla non è passata. Questa è buona. Bei muri vincenti. Sì, avevano difeso anche Abbiamo. bene loro comunque. Sì, questo è vero. Subito pronte a rigiocare. Sì. La mette giù bene. Bell'attacco lungo in Sì, diagonale. sì. Questa volta, Pulito. se non ho visto male, è stata Monica Forner, se non ho visto male. Senti, ma voi in spogliatoio queste due vittorie come le state leggendo? Le stiamo leggendo come una prova, nel senso che comunque lavoriamo duro in palestra e finalmente arrivano dei bei risultati. Certo. Che è da un po' che volevamo. Certo, questo è un diagonale che va lungo. In effetti, ma guarda che ti dico, avendo visto tutte le gare interne, dico che qualcosa di positivo si vede in più. Sì. Sì, stiamo crescendo nell'allenamento sempre di più. Sì. E infatti anche gli allenatori pretendono molto da noi. Sì, immagino. Palla sulla rete Sì. di Nadine. E diventa 12-6. E il time out.
12-6 sempre in diretta da Villotta di Chions per questa sesta giornata di Serie B2 girone E. È stata toccata la palla. Ah, l'arbitro fischia, è toccata dal nostro muro. Sì, è stata toccata dal muro. 13-6. Secondo te l'aveva toccata? Da qua non si vede Secondo un me, granché, però dalle facce delle mie compagne secondo me sì. Sì. Con le dita magari pochissimo, però sì. Sì, l'arbitro vede meglio di noi, Mm. ovviamente. Brave. Wow, che palla! Colpo velocissimo, spalla veloce, Sì, parallela pulita. Le ha annientate. sì. 13-7. Bello. Pallonetto Brava. di Cristina Sblattero. Buono. Brava, anche perché c'era un buco in campo e lì non c'era proprio nessuno. Bravissima, buona visione degli spazi. Sì. Quattordicesimo punto per Asolo Volley. Muro scomposto Sì, nostro. sì. Molle. Punto Chions, punto Friultex. Grande muro questo qui di Batain, eh? Grandissimo muro. Sì, questo è buono. È veramente forte a muro. Ecco, sembra quasi di avere una barriera davanti, quindi Sì. capisco le avversarie. Sì, 14-10, dai. È lunga. Ecco, questi errori inconcepibili, secondo me, loro non ne hanno mai fatti, uno forse ne hanno fatte loro. Questi regali veramente, non so che dire. Sì, le cose sono due. O il nostro allenatore ha chiesto di spingere e spingendo, cercando di Sì. esagerare, si rischia di sbagliare. Bravissima intanto Martina con Sì. questo primo tempo. Sì. Molto buona anche l'alzata di Elena Ricci. Secondo me è quello che hai detto tu, che ha chiesto di spingere un po'. Sì, beh, con questa partita, con questi avversari sicuramente. Sì. Però questi errori sono punti regalati. Buono diagonale così, ma Amiens ha qualcosa da dire alle sue ragazze. Sì, anche perché sono errori su cui ci abbiamo lavorato parecchio in difesa, quindi fare questi tipi di errori peccato. Certo. (16 per chi batte). Cocco! È out. Ah, attacco fuori. Sì, Di pochissimo. Di un niente, sì, è vero, 17-11. Peccato. Incomprensioni, Ma non c'è stata la grande. chiamata. Grande, non importa, sono cose... Che capitano? Certo, Sì, certo. sicuro. Intanto capita che Asolo va a 7+, o a +7 come dir volete, è il massimo vantaggio che la squadra ha avuto dall'inizio Finora, sì. della gara. 18-11. Intanto Amiens ha deciso di fare un doppio cambio con Sì. il palleggiatore all'opposto.
È entrata Audrey Fredian, la 14. Brave ragazzi. È proprio lei che schiaccia. Un palleggio fuori dall'asta. Punto nostro. Buona, abbiamo tempo. Bell'attacco del centrale. Questa è buona. Velocissimo. Sì, sì, è buona questa. 19-12. Tornano a +7. Anche Asolo decide di fare un doppio cambio. Tocca il muro, la devia, la palla va fuori, 20-12. Adesso c'è l'arbitro, dalla mimica dell'arbitro abbiamo capito quello che ho detto. Asolo volley, cambio ancora, sì. Pronto a entrare Veronica Giacomello al posto di Cristina Sblattero. Mhm. Mm. 20-12, insomma. Il primo set è finito 25-22, ve lo ricordo. Ottima ricezione del libero. È lunga Ecco, questa giornata, è buona. buona. Ha beccato l'angolino. Sì, sì, ha spazzolato le righe. Un servizio Battaini, speriamo che riesca a portarci un po' più Vediamo su. se forza come prima oppure fa un'altra cosa. Un altro diagonale vincente, questa è buona. 20, Veramente 21 a buona. 13. Fuori dal muro. Proprio fuori bene. Sembra quasi di aver attaccato senza difficoltà. Sì, proprio, hai ragione, hai ragione. E non è il primo diagonale che riescono a mettere No, giù, è vero. Buona. Eccola! Brava Nadine, con questa bella diagonale. Sopra il muro. Sì, c'è il 14° punto, rimane a +7 la formazione ospite di Asolo Volley. Che recupero. Palla facile. E attacco vincente. Stiamo sfruttando tanto il muro in questa partita. Sì, Ed è un bene. beh sì, certo. Sì, sì, davvero. Buono, no, è giocabile, scusatemi. Un peccato. Sì. Hanno tentato la fast, ma il muro Ha chiuso. sì, non l'ha fatta passare. Sì, certo. 22-15, vedete. Anche questi regali. Sì. Da entrambe le parti, ovviamente. Le battute sulla rete sono fin peggio delle battute out. Buona! Grande battuta di Sì. Nadine.
22-17, sempre collegati con la palestra del comune di Chions, in Villotta, provincia di Pordenone, attacca Asolo Volley. Va giù la palla, deviata dalla... Palletta piazzata proprio Sì, sulle mani. proprio. Peccato perché era prendibile. Non è ancora finito questo set. No, Possiamo ancora farcela. ma tu sei encomiabile perché tu non molli davvero mai, Sì. Anche 24-12 si può ancora vincere della serie. Sì. Tu sei Quello così. sì. Tu sei così, Sì, finché non arriva al 25, il set per me non è finito. chiaro. Ed è giusto così. Sì. Sì. Mm. 24, questo è il 24esimo punto, anche qui la palla è stata toccata dal muro, credo. Ma vedo che stanno facendo volontariamente queste pallette che toccano il muro e poi cadono corte, quindi penso che abbiamo trovato un punto debole nostro e lo stiano sfruttando. Adesso ne dobbiamo solamente reagire e salire. Eccola, Veronica Giacomello all'attacco. Beatrice Manzo numero 10 in battuta. Lei ha una buona battuta, quindi speriamo bene. Sì. Con questo battuta fuori direttamente in out finisce anche il secondo set, 25-19, lo porta a casa Asolo Volley, 2-0, adesso diventa più ripida. 2 minuti di pausa per noi, poi torniamo. Soltanto il tuo commento, Eli, su questo secondo set. Siamo calate parecchio di attenzione e loro stanno iniziando a conoscerci, capire i nostri punti deboli e a sfruttarli. Adesso noi dobbiamo tenere duro e ripartire da zero. Piccola pausa, poi torniamo.
Rieccoci, siamo entrati nel primo scambio del terzo set, 2-0, vedete in favore delle ragazze in palleggio adesso, di Asolo Volley. Attacco difficile per Splattero. Fischia l'arbitro, regala il punteggio. Sì, perché da seconda linea ha pestato la linea dei 3 metri e quindi è considerato un fallo. Certo. E così facendo ci ha regalato un bel punto. Attenzione, il punteggio, il punto è Ah, è nostro. ancora di Chions, Friultex. Ecco, già questo adesso non vorrei parlare troppo presto, ma è un approccio diverso da quello che c'è stato nel secondo set. Sì, sì, Mi ricordo il decisamente. parziale era 5-1 per le ragazze di Asolo, Altivo Le Maser. Sì. Anche in battuta, molto più grinta e... Sì, sì. Buono, buono. Bell'attacco in diagonale. Sì. Con muro 1 Sì. di Camilla Cocco. Prossima data, vedete, 30 novembre, Vispa Volley Saonara Padova contro Chions Fiume Volley Friuli Sport Denone, presso Palasport Silvia Salmaso, Villatoro di Saonara Padova. La prossima settimana le ragazze di Amiens, coach Amiens, andranno a far visita alle padovane. In questa geografia del girone E che porta le squadre a giocare interregionale fra Veneto e Friuli. Questa è buona, questa è buona. Questa è buona. 5-0, un parziale veramente secco questo qui, Ah, sì. Altro muro. Di Martina. Brava Battain, brava. Ah, sì, non le lascia passare. Luce spenta per Asolo fino adesso. Sì, anche per un parziale di 6-0. Sì, non è male, È tanta roba. Diventa 7. Diventa 7. Sette a 0, sono le 21 e 26 minuti. Siete in diretta rigorosa sulla pagina YouTube di Chions Fiume Volley, ci seguite anche su Sport nel web.
anche su Facebook, insomma tutti i vettori social sono accesi su questa partita che sta buona, Eccola. anche questa qui, il primo punto del terzo set. Diciamo, Sempre queste pallette dietro il muro sì, che sì, sì, sì. ci mettono in difficoltà. 2-0, vedete il conto dei set, 25-22, 25-19 per le ragazze in battuta adesso di Asolo Volley. Sono in piena difficoltà. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Adesso se vogliono modificare il set devono darsi una svegliata. Già. Che azione lunga. Lunghissima, è uno scambio infinito, Mm. va oltre i limiti del campo questo diagonale, 8-2. Brava anche la grafica, molto attenta, grafica curata da Sara Zamoner, e la conduzione tecnica di questa diretta affidata invece a Antonio Roman. Non si riesce a capire che cosa abbiano fischiato Vediamo. gli arbitri. Marco Amiens chiede lumi al secondo arbitro, che ricordo essere Irene Simotic di Trieste, mentre il primo arbitro è Riccardo Bertossa di Monfalcone. Ok, il secondo arbitro ha fischiato formazione, ovvero che le giocatrici non erano nella posizione corretta. Mhm. Infatti per i giocatori primo centrale si sono invertite. Sì, ecco, fai bene a spiegare queste cose anche a beneficio di chi ci segue da casa, ascolta, perché magari chiaro, tante sì. cose sfuggono e tu le sai meglio di me spiegare. Ricezione troppo attaccata alla rete e infatti Altivole Asolo ne ha ha usufruito. dimezzato il gap, erano 8 punti di vantaggio, adesso alla metà, quindi dobbiamo stare attenti al rientro delle ragazze che ovviamente sul 2-0 chiedono e cercano di chiudere la partita, ovviamente. Sì. Buona ricezione. Attacco sulle mani del muro, l'ennesimo punto, Sì. perché la palla cade dietro. È un must ormai in questa partita, questa giocata, Sì, veramente. questi esiti. Rieccoci pronti, 8-5 in favore di chi riceve. Bella, è grande ricezione, grande difesa, buona, vediamo, non va. No, peccato. Stiamo avendo qualche problema in difesa. Cambio ancora in casa Friultex. Entrano Beatrice Manzoni in posto 1 e Audrey numero 14.
punto nostro perché invasione del muro avversario. Ottimo. Questi sono un po' punti regalati perché Certo. noi per aver fatto alla fine non abbiamo fatto niente, però Vabbè, però bene intanto. così. Sì, sì. Diciamo un po' un Asolo un po' così, un po' quasi rilassato. Mm. Questa è un diagonale che è stato toccato, diventa 9-7. Piano piano si avvicinano. Sì, si avvicinano, sì, si avvicinano. Buona. Attacca sulle mani del muro in diagonale e la palla cade. Bell'attacco di Nadine con il numero 3. Sì. Che anche lei sta facendo una bella partita. Mm, mm, mm. Attacco sul muro. Il punto E la adesso palla, sì. è delle ragazze ospiti, 10-8. Sembra questa palla che tocca il muro e poi cade. È una non una costante, ma accade È un spesso. errore. Accade spesso, sì. Sì. Ottima ricezione di Splattero. Brave anche loro a difendere bene. Brave. Bella difesa. Sì, bella difesa davvero. Non mollano. È lunga forse. Forse era fuori. Bella, bella. Mani out. Mani out, sì. 11-8. Scambio lungo anche questo, eh? Sì. lì. Io che li ho provati anche a livello fisico è stancante. Sì, Quindi brave anche loro a mantenere il ritmo. sì. Punto nostro. Il capitano di Altivole, di Asolo, ha chiesto formazione. Vede che ci deve essere un errore sulla posizione delle giocatrici, Mhm, che l'arbitro ha fischiato. sì. Ok, ora si sono sistemate. Imbattuto con il numero 14, Audrey. Bravo il nostro libro che prende queste pallette Palla fuori. e palla fuori. Si avvicina Asolo piano piano. Sì, 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 sì. Si avvicina davvero, non vi lascia andare via più che altro. Errore di Asolo perché l'attacco della seconda linea è stata pestata la linea dei 3 metri, che è la linea rossa, Sì. cioè in mezzo al campo, e di conseguenza è considerato fallo. Mhm. Quindi punto di Asolo. Sì, 12-10, siamo 12-10. Qui è buona la difesa, muro. muro buono, muro buono. Veramente buon muro. Sì, 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 sì. Solido, compatto, senza buchi. Sì, sì. Voi non la vedete, ma lei sta proprio soffrendo, Elisa Saccotti. Sì, un po' si vede la squadra così. Sì. Sì. Che però già si vedono i miglioramenti, Sì, eh. sì, 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 sì. Punto nostro per Sì. battuta fuori. Già. No, si vedono i miglioramenti, è vero. Anche meno si vedono gli errori, quelli banali, perché veramente ne vedi molti meno. Sì. Sono fin dimezzati. I regali, come dire, no? Sì. Ne vedi meno, molti meno.
sempre queste pallette. Arriva la Camilla Cocco, però non riesce a tenere giocabile la palla. È un gran peccato per queste pallette sono anche abbastanza facili. E Sì. quindi stiamo semplicemente regalando Sì. punti. Visto che quando diciamo le cose noi poi succede il Sì, contrario, è vero? appunto. Il capitano chiede spiegazioni al secondo arbitro. L'ennesima palletta sì, lì. sì, dietro al muro, sì. Ormai quello è un errore fisso che bisogna assolutamente eliminare. 14 per chi riceve. Giocata male questa palla, vediamo se riescono a metterla giù. Ennesima palletta che Sì, ennesima cade. palletta, sì, sì, proprio come chiami tu, palletta proprio. Mm-mm. Mi sa che lunedì lavoreremo tanto su queste. Come? Mi Sì, sa che da difatti, lunedì lavoreremo tanto difatti. su queste pallette, Ma quindi. curate tanto anche il video match analisi con video anche fate? Allora, c'è chi di noi si riguarda la partita per capire anche gli errori e cercare di non rifarli. Sì, Però solitamente nel giovedì, prima della seduta pesi, sì. guardiamo il video della squadra che andremo ad affrontare e un po' Ah. le studiamo, così per capire anche come Sì, sì. comportarci quando attacca un determinato attaccante rispetto a un altro Sì, e cercare di metterli in difficoltà il più possibile. certo. Il nostro capitano chiede formazione al secondo arbitro per capire chi va in battuta ed è confermato che va Camilla Cocco. Al numero 5 Camilla Cocco. Battuta sulla rete. Sì. Ed diventa il primo pari di questo terzo set. 15 pari. Battuta fuori. Sì, anche loro aiutano. Sì. Anche per questa parte del set punto a punto è alla fine un po' decisiva. Ah sì, Ah, sì, sì. sì. Hai detto giusto. È lunga, è lunga. No, però no, è toccata dal muro. toccata, sì, sì, sì. Brava Nadine a cercare le mani. Mm. Le dita, fino ai pipistrelli. Sì, esatto, esatto. Basta che la tocchino. Le estremità. Sì. Ennesima battuta sulla rete, regalando punti. E questo riapre la strada ad Asolo che non ha bisogno di presentazioni perché è già 2-0. L'arbitro ha fischiato invasione Sì. di Battain. Parità. 17 pari. Mi chiede spiegazioni. E le ha avute. Mhm. Ma tu vai a vedere, ovviamente vai a seguirle anche le tue compagne delle gare fuori casa. Sì, sempre. Sì, sì.
Sempre, sempre. Il fatto che sono infortunata non mi giustifica da non esserci, No, quindi difatti, a meno che io non abbia 38 di febbre, ci sono. certo. Anche perché i tifo ne hanno bisogno e di Già, sostegno. già. Palla out. Ennesimo scambio lungo, 18-17 per le padrone di casa. Set sofferente Sì, abbastanza, sì, abbastanza. per chi guarda. Esatto. Palla facile, regalata. Finito. Sì. Attacco sul Ah. muro e niente. Non vuole passare la palla. No, no. Però anche loro hanno. Asolo intendo ha un muro bello solido. Ah sì, Più volte ci ha messo in difficoltà. sì, sì, è vero. C'è un cambio. Esce Forner. No, scusate, esce Bittante, Ilaria. Ah, È la prima volta adesso in questo terzo set che Asolo passa in vantaggio. in vantaggio. Sì. Mm. Non le riusciamo a mettere in difficoltà. È vero, hai ragione. Ma loro noi sì. Hai detto giusto, non ci sono soluzioni a parte qualche diagonale vincente, poi in questo terzo set, esatto, non riuscite voi di Friultex a mettere in crisi Asolo. Peccato perché in questo momento ce n'è bisogno. Sì, tanto. Sì, è vero. (20-18) il terzo set, 2-0 in favore di Asolo, state vedendo, insomma, siamo in diretta rigorosa qui da Villotta di Chions, sono le 22, anzi 21:46 e arriva anche il 21esimo punto di Asolo Volley. Palletta che il libro era incerto se Ma diciamo fosse dentro o che fuori. insomma, la differenza di classifica fra queste due squadre si vede. Però non è che si veda tantissimo, insomma, perché i primi due set, ricordo 25-22, 25-19, hanno dato delle sensazioni positive. Ma guarda, la classifica io personalmente non ne tengo neanche conto. Eh, Perché comunque siamo all'inizio, noi Sì. siamo partite male e quindi ci ha portate in basso, però il nostro livello è molto più alto. sì, infatti. Quindi, loro sono una bella squadra questa, Sì, direi anch'io. senza dubbio. Certo, complimenti a loro. Fast il centrale, un palla che cade proprio davanti, ai piedi di Camilla Koch e Cristina Sblatter. Peccato. 21-18. Anzi 22-18. Per me era 21 comunque. Anche secondo me. Attenzione. Ah,
Attacco vincente sul mani del Sì, nostro no, muro sì. che... Per l'ennesima volta. Mamma mia, sì. So che su di lei siamo fuori tempo e quindi la prendiamo mentre scendiamo. Così Sì. facendo siamo meno solide, meno invadenti Sì, e quindi la palla tocca. sì, Tocca e va avanti. certo. Vabbè. Brave. Grande difesa e poi errore stupido in attacco con palla fuori, con muro zero, quindi non... Sì, 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 sì. Vabbè, ma tutti commettono errori, quindi ci 23-19. può stare. Adesso bisogna darci dentro per portare a casa un set. Vediamo se riusciranno le ragazze di Friultex. Ennesima fast, Sì, penso sia ormai sì. già la quarta che Sì. questa centrale fa. Sì, sì. Attacco vincente, brava. Sempre in questo attacco in diagonale. E qui siamo quasi ai titoli di coda, Eli. Mm, Forse, forse. Sì. Eccola qua. Punto decisivo. 25 avevi 18, finisce. Allora facciamo questa disamina di questa partita, Eli. Elisa Saccon, capitano di questa squadra, questo gruppo che ha rimediato un 3-0, forse troppo cattivo? Sì, pieno di alti e bassi, come riprese, le abbiamo raggiunte, il terzo set siamo partite benissimo, Sì, sì, sì. poi siamo andate malissimo, è stato tutto un sali e scendi. Scusami, il terzo set c'è stato un parziale di 8-0. Di 8-0 che lasciava presagire qualcosa di diverso dai primi due set, invece poi sono rientrate in partita le ragazze ospiti e questo 3-0 io dico troppo cattivo, però insomma No, è vero, un cattivo ma anche perché non meritato, la perché differenza si è vista, sì. si poteva decisamente andare più avanti, almeno vincerlo un set, perché le qualità, le potenziali le abbiamo. Non era forse questa la partita da vincere, però... Però provarci quello Sì, sì, di fatto, beh, ovvio. Allora, ricordiamo anche lo ricordo ancora i parziali, 25-22, 25-19, 25-18, quella che vedete è la prossima data, la prossima tappa del percorso 2019-20 di Friultex. Le ragazze andranno a Saonara di Padova contro Vispa Volley presso il Palasport al Maso. Allora, ringrazio Tony Roman per la regia, anzi, prima di salutare tutti, diamo anche una scorsa al prossimo turno. Villa Regis Farmaderbe, Alia Duna Padova, Igos Vergatti Bassano, Est Volley San Giovanni Natisone, Union Volley Esolo Venezia, Vispa Volley Friultex, Asolo Altivolese Riese che ospita New Virtus Trieste, Fusion Venezia Io Group, Rizzi Udine, Cortine Espes Belluno, Pittarello Legnago Edolo, che è stata la prima avversaria di Friultex in questo campionato. Allora vi ringraziamo anche Sara Zamuner per il punteggio, Tony Roman alla regia e ringrazio anche la mia compagna di viaggio Elia Saccon che è tornata. Sì, tornata. Grande. Tornata. Non voglio più sentirti, voglio vedere che scendi in campo. Per quello ancora qualche mese, dai. Qualche mese? A febbraio dovrei riprendere. Ma quindi- riprendi a allenarti o a giocare? Sì, allenarmi. Ok. Quindi, Quindi- è una stagione mangiata questa qui un po'. La prima metà sicuro, Ah. la seconda in teoria no. Penso Certo. che se va tutto bene, forse già a fine gennaio inizio a fare allenamenti. Quindi per febbraio dovrei pian piano riprendere. Ok. Allora, Ah. concludiamo qui, vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona domenica. Domani per quanto ci riguarda saremo anche con il nostro classico programma di calcio, il pomeriggio sportivo a base di calcio. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona serata, buona domenica, grazie, alla prossima da Lucio Dalmolin, grazie, state con noi sempre. Buona serata.